primo corso di laurea professionalizzante dell'Università di Verona, in che cosa consiste? È un corso di laurea professionalizzante che serve per avvicinare molto gli studenti al mondo industriale, il mondo del lavoro. È un corso di laurea che nel suo nome già riporta quello che è l'obiettivo di ciò che faranno i ragazzi, cioè il corso è denominato come innovazione e sostenibilità nelle produzioni industriali alimentari. Che cosa vuol dire? Che dopo un lungo percorso di colloquio con varie aziende nazionali ma anche di livello internazionale, abbiamo creato un percorso di laurea triennale che consentirà ai ragazzi di avere un rapporto molto stretto con le industrie, sia durante il percorso di studi dei primi 2 anni e a maggior ragione al terzo anno, dove faranno un tirocinio molto lungo, si parla di 1200 ore, quindi circa 2/3 del terzo anno, in un'industria alimentare. È prevista una selezione, ma proprio per dare l'opportunità di fare tanta pratica all'interno dei laboratori di biotecnologie. Sì, il numero di studenti ammesso è 35, previa selezione, proprio perché in questo corso di laurea noi uniremo la parte scientifica alla parte applicativa pratica. Quindi abbiamo un elevato numero di ore destinate al laboratorio in università, più tutto il tirocinio che sarà svolto poi nell'azienda. Fra l'altro noi stiamo organizzando un laboratorio tecnologico che consenta ai ragazzi di poter sostenere quello che è uno degli ultimi esami, che vuol dire realizzare un prodotto ex novo, in cui i ragazzi, partendo da una loro idea, dovranno dimostrare a gruppi, a team, di essere capaci di avere una visione unitaria di tutto quello che vuol dire scelgo le materie prime, perché le scelgo, con che concetto di innovazione ma anche di sostenibilità, nel senso molto spesso si dimentica che il percorso di produzione di un alimento o di qualsiasi cosa finisce quando ho tenuto conto anche di tutti gli scarti, e se io butto via tanta roba anche in produzione, in realtà noi si va a fare un danno anche all'ambiente.